Iniziativa importante, oggi si inaugura questa panchina rosa al Viale della Vittoria. Ecco Presidente, che significato assume questo evento per la vostra associazione che fa un lavoro veramente di altissima prevenzione nel territorio agrigentino e non solo? Allora, quest'anno la Lite nazionale, a causa della crisi energetica, ha invitato tutte le sezioni provinciali non di illuminare come al solito un monumento, ma di dipingere delle panchine. Questa è l'ultima panchina che noi abbiamo dipinto, perché abbiamo dipinto pure a Sciacca, a Menfi, a Burgio, a Raffadali, in tutte le zone della nostra provincia, e sono più contenta di questa panchina rispetto all'illuminazione, perché questa panchina resterà sempre dipinta e quindi tutte le persone che passeranno da qua oppure vedranno la nostra targhetta si ricorderanno che è importante la prevenzione. Perché è importante la prevenzione? Qual è lo scopo della Lite di Agrigento? È quello di coadiuvare, di aiutare l'ASP. Lo screening va da 50 a 69 anni, quindi c'è un'abbondante fascia di ragazze, di signore che non vengono chiamate, e allora, siccome abbiamo visto che l'età si è abbassata tantissimo, le signore possono venire nei nostri centri tramite una telefonata, e così possono prenotarci. Nei nostri centri si fa sia la visita che l'ecografia. Quindi noi stiamo andando pure nelle scuole, abbiamo iniziato con una scuola di Sciacca, perché vogliamo educare le ragazze, soprattutto le diciottenni, all'autopalpazione. Quindi iniziare con l'autopalpazione e poi da 20 anni in su venire da noi e fare una visita con un'ecografia, perché, come precedentemente ho detto, l'età si è molto abbassata. Prevenzione è la migliore amica di ogni donna, questo è lo slogan che usate nel vostro volantino della Lite, ottobre mese rosa. Ecco, voi siete capillarmente presenti nel territorio siciliano, in particolare in quello agrigentino, Presidente. Sì. Allora, noi siamo presenti ad Agrigento, a Montallegro, a Sciacca, a Santa Margherita Montevago, a Cianciana, a Calamonaci, e quindi penso di apriremo altre sedi. In particolare ad Agrigento ci troviamo in via Empedocle, quindi voi che fate una telefonata, e la sede è aperta sia di mattina, di pomeriggio, ci sono le nostre volontarie, e poi inoltre c'è una segretaria veramente all'altezza della situazione, preparatissima, squisita, gentilissima, Sarcuto, che gestisce la sede e quindi collabora con noi. Inoltre voglio dire che oltre al seno noi facciamo altre. Pensiamo pure ai maschietti, quindi c'è l'urologo, c'è il cardiologo, c'è il senologo, e c'è pure il radiologo, poi ci sono tanti servizi. Allora, a che cosa servono questi servizi? Noi sappiamo che ultimamente fortunatamente la sanità, curarsi costa, e allora abbiamo creato la Lite proprio per dare la possibilità a tutte le mamme, soprattutto alle ginecologhe, a tutte le mamme, di fare una visita ginecologica. Voglio incitare le signore a prendersi cura. Da noi basta un minimo di contributo, proprio il contributo è minimo, che ci permette ovviamente di andare avanti, anche perché per quello che noi diamo ai nostri medici, anche loro sono dei volontari come noi, di poter effettuare delle visite, quindi
nel momento in cui voi avete una preoccupazione, rivolgetevi alla LILT, troverete le volontarie e subito vi accoglieranno. In tempo appena una settimana e 15 giorni voi potrete già fare la visita. La LILT assume un ruolo importante nella prevenzione qui ad Agrigento e non solo, ma nei vari centri della provincia, con una sede in via Empedocle. Ottobre è proprio il mese della prevenzione, il mese rosa. Oggi questa panchina rosa segno appunto dell'impegno che nel territorio ha la LILT. Sì, oggi viene inaugurata questa panchina rosa, ma già la LILT ha un ruolo importante nel nostro territorio. Sin da quando mi sono insediato ho avuto già contatti con loro, fanno un ottimo lavoro di prevenzione, la prevenzione è importante per prevenire in questo caso i tumori. Penso che sia una cosa lodevole, un'iniziativa lodevole, e posso soltanto ringraziare chi ha avuto questa idea proprio per far capire alla gente in effetti la vera importanza della prevenzione in medicina. Parlo io che sono un medico, quindi capite bene l'importanza veramente della prevenzione. Assolutamente sì, anche perché la cosa più importante per ognuno di noi è proprio la salute. Ottobre è il mese della prevenzione, la Lega Italiana contro i tumori fa un ottimo lavoro attraverso i suoi studi, i suoi uffici che sono in via Empedocle per la prevenzione, perché la prevenzione è vita, quindi l'amministrazione comunale è voluta essere presente con un simbolo, che è appunto questa splendida panchina rosa, è un simbolo che possa ricordare alle donne di fare le analisi e prevenire i tumori. E indubbiamente la prevenzione è importante non solo al femminile, oggi stiamo simbolicamente festeggiando la cultura della prevenzione femminile, ma la prevenzione è a tutto tondo e interessa l'uomo come la donna, a tutte le età, oserei dire, da 20 anni in poi l'uomo è soggetto a un rischio di patologia tumorale. Ci sono i giovani dai 20-40 anni che sono esposti al rischio di un potenziale killer qual è il carcinoma del testicolo. L'uomo ultra quarantenne va incontro al rischio, si espone al rischio di un tumore della prostata, quindi la cultura della prevenzione oncologica deve essere sposata dall'uomo come dalla donna, e da questo punto di vista oggi come medico, come uomo, come operatore della LILT che sposo con le donne questa cultura, desidero e auspico che ci possa essere anche un fiocco azzurro in una qualche altra giornata che promuova proprio la cultura della prevenzione oncologica al maschile. Sì, allora è importantissimo queste campagne Nastro Rosa della LILT perché mettiamo a fuoco la prevenzione. E dobbiamo considerare che il tumore della mammella è ancora il big killer per le donne, e consideri che per il 2022 sono previste circa 60.000 nuove donne che hanno questa malattia. Quindi dobbiamo cercare di fare la prevenzione, di fare sia la prevenzione primaria, quindi capire quali sono i fattori di rischio ed eliminarli, e capire anche quali sono le indagini importanti da fare. Noi consigliamo a tutti a partire dai 25 anni, già dai 25-30 anni, iniziare a fare la visita senologica con ecografia, poi dai 40 iniziare a fare la mammografia. E comunque bisogna fare la prevenzione, perché con gli ultimi dati che abbiamo l'età del tumore della mammella della prima insorgenza si è abbassato notevolmente. Pertanto mentre una volta si diceva che il tumore colpiva soprattutto le donne in età dai 45 ai 55 anni, adesso abbiamo visto che non è raro un tumore a 25 anni. Quindi assolutamente sì la prevenzione, e iniziamo dai 20 anni in poi. Dottore Zappia, quanto è importante la funzione della LILT nel nostro territorio per una grande e importante prevenzione. D'altronde ottobre è il mese della prevenzione, oggi un simbolo, la panchina rosa. La prevenzione è sempre importante, non solamente ad ottobre o solamente per determinati settori, e noi non possiamo limitarla a mesi dell'anno, ma dobbiamo invece approfittare delle celebrazioni e quindi delle occasioni per poterlo ricordare alle persone che associazioni come la LILT o la prevenzione in generale sono importanti per far ricordare alle persone cosa bisogna fare per evitare di ammalarsi. Da oggi nel comune di Agrigento tanta gente che passerà, perché i turisti sono veramente tanti grazie alle bellezze che ci sono in questa città e in questa provincia, si chiederanno che vuol dire questa cosa.
Ci saranno anche delle indicazioni per poter spiegare perché è stata fatta questa cosa e già questo è sufficiente per potersi interrogare e pensare a quanto sia importante la prevenzione.